speciale al nostro splendido pubblico! Ma siete in tantissimi anche da casa che ci seguite e a voi abbiamo pensato di dedicare una rubrica curata dalla nostra valletta Elsa Faggin. Buonasera a tutti, buonasera dalla vostra shock girl Elsa Faggin. No, Elsa Showgirl. Vabbè, no? anche Shock Girl su sto caso. Vabbè, cioè, vabbè, cos'è vabbè. che sei? Elsa, ci scrivono da tantissimi, no? Tantissimi da casa. Ma non solo, ma ci scrivono tantissimi anche da casa, pensate un po', mail, Ma messaggi, dai, tantissimi insomma da casa. Sì. Purtroppo però ho finito i giga e quindi non sono riuscito a scaricare le vostre domande, quindi me ne invento. Come Brava, se le inventa? brava, No, cioè, che brava. brava cosa, Vabbè, non è che vabbè. se le inventa. Tipo Sì. ci scrive che ti frega, Sì. che ci chiede... Da dove scrive? Eh? Da dove scrive? Che ti frega? Infatti, scusa. Che ci che ti scrive, frega. ce la racconta una barzelletta Elsa? Ah. Io non è che sono proprio esperta nel raccontare le barzellette. Cioè io ne beh. sapevo solo una da piccola, che era una barzelletta sui Pooh. Ma ce la dai. racconti, dai, ce la racconti. ne No, ma la approfittiamo. sapevo da piccola, non me la ricordo adesso. Ok, va bene, Però passiamo alla faceva prossima, morire vai. da ridere. Immagino. Va bene, andiamo avanti. Ci scrive da Chiasso il signor Tranquillo. Certo. Però lui sarebbe originario dalla Tisana. Ecco, più facile, sei più facile. tranquillo. Allora ci scrive: convivo da 3 anni con la mia compagna. Sì. Lei è separata, io divorziato. Ho 4 figli nati da 2 relazioni precedenti, un matrimonio e una convivenza, e altri 2 figli nati con lei. Cioè, che sei più gente su sta casa che no, a domenica in Cesa, mi sono perso. Aspetta un attimo, non, perché non è finita, non è Aspetta. finita. Anche lei ha avuto 3 figli frutto di una storia passata. Vabbè, Ricapitolando, sì. ho 9 figli, 2 ex e una compagna attuale. Sì. Volevo sapere, in caso di una mia morte prematura, Facilissimo, probabilissimo di a vista chi andrebbe situazione. la custodia dei figli? Beh, bella domanda, bella domanda. Allora, onestamente non lo so, dico solo che la custodia dei figli dovrebbe stare nella casa dove ci sono i figli. Ma infatti, perché, anche oppure sì. nel cassettino della macchina, quello Sì, porta oggetti. giusto. Perché è un po' come la custodia degli occhiali, no? Cioè, se te gli occhiali ce li hai a casa, la custodia dove Certo. che hai gli occhiali, o Ma in no- macchina nel no, cassettino ma credo dei che porta sia- oggetti. dipende dove che E ti i tieni. figli, la Ma custodia dipende- la terrai dove ci sono i figli. Anche secondo non me. sei che- quella cioè, casa. A parte Ma che non è mica io sono da prendere in ospedale non mi dà la custodia. Ma ovvio, non sei che un Ma la puteo con una sanità- con custodia tutti i skate che intorno. paghiamo. Governo ladro. Oh, Ma che- schifosi! Senta, vada avanti con l'ultima per Sì, piacere. dai. ultima custodia. domanda ce la fa Igor Miti, un ragazzo Beh, che ci Igor chiede: Miti, giusto. è vero che la zona in cui la donna prova maggior piacere è il perineo? Ah. E se sì, dove si trova? Allora, Igor Miti, sì, è proprio vero, è il perineo ed è facilissimo, si trova in Grecia vicino al Peloponneso. Va bene, va bene, va bene. Allora noi grazie. invece andiamo a vedere come procede la convivenza, Ah. la coinquilinità Bravo. del nostro Maci e Vianeo da Mestre. Passa! Kitio! Tira! Copio! No, Tacchi a segame, si fermi! No, ecco, che ho perso. Perché ti metti sempre qua, ci. Ti metti ansia, amore, dai, sai che sono un professionista, dai, trovate qualcosa da fare, no, non ti galanetare per terra, non so, hai degli amici con cui uscire, stai amiche, figurati, amorosa, sì, figurati se ti gana. Sì, è amorosa. No, non che credo. Sì, Chi ti chiama amorosa? Sì, è Natalie. No. Come si chiama? Natalie. Natalie, ehi. Però se 3 anni che è a Roma per studio. Natalie. No, beh, io siete quasi nata al Doio. Adesso sei a Roma per motivi di studio, però nata lì. Dico Natalie. No, sei nata al Doio. Dollo. Adesso sei a Roma per motivi di studio, però se è nata lì seria A Roma. originaria. No, è originaria di Dollo, è nata a Dollo. A Roma. Però è andata lì a Roma. Natalie. È andata lì, ma sei nata lì. Natalie, Natalie. Nata lì Natalie. al Doio, adesso sei a Roma per motivi di no. studio. E a Mestre? E sarà passata a me qualche volta. Nata lì, Natalie. Come si chiama? bellissima. Bellissima, Alta. ehi là, bellissima Natalie. Come si chiama? Era i capelli, Ce li ha? alta, bella, Bella. bellissima. Come si chiama? Anche ben prosperciata. Sei che ne ha tante? No, solo do. Però ciao Pio! Sì, Ciao!
dell'assessore Ciano Contin. Senz'altro. Ciao Marco, ciao persone, ciao persone. Qual buon vento. Allora, quest'estate il nostro comune pillola di eventi. Pullula. Senz'altro, ce ne sono Sputiferio che insieme al direttore artistico abbiamo ideato serate musicali, teatrali, che robe culturali. Insomma, non la dica così che E le faremo tutte in piazza XXV aprile. Dove? In piazza XXV aprile. 25 aprile. No, non abbiamo mica piazza 25 aprile né altri. No. Però avete XX. Senz'altro, Senz'altro, assessore. E allora per presentare questa rassegna ho chiamato in persona il direttore artistico, il maestro Silvano Plafford. Grazie Grazie a lei, maestro, per essere qui come direttore artistico degli Incredibilmente ha eventi. accattato Sì, una sì. serata libera, è qui con noi stasera. Sta facendo concerti? No, sta facendo promozione del mio ultimo LP che è dedicato a mio nonno, che è una persona molto anziana, e al tema della morte. Ah, ha fatto un LP nuovo? Sì, Come si chiama LP de A che de qua. Esatto. È un grande artista, Allora, lui ha ideato questa grande rassegna, ma ci siamo anche avviliti della collaborazione di una senz'altro, grande agenzia di marketing di livello nazionale, ma non solo, anche regionale. È un'agenzia a cui abbiamo affidato di cattare il nome della rassegna estiva. Sono curioso, ma avete investito quindi su... 10.000 euro, ma ragazzi, che ha cattato un nome, guarda, con ancora i pennotti. Come hai fatto? Come si chiama? Odorato di annunciare Onorato, la rassegna, ma estate con noi. Come hai fatto? Come hai fatto a pensarla e puntini state con noi? Anche i puntini, quindi proprio 10.000 euro ben spesi. Ma aspetta, e abbiamo anche la sigla! Estate con noi. Mi piace, è bellissimo. Guarda, no? non so se è più bella la melodia, la sua voce o lo schifo di questa È roba che ha meraviglioso. composto. Troppo buono. Ma vabbè. andiamo senz'altro a leggere cosa ci sarà. Fermo, questa- assessore, devo riprendermi da questo shock e quindi io direi lanciare un attimo un piccolo momento di pubblicità. Sì, non te- Ciao, sono Vianeo da Mestre e voglio invitarvi al Finalmente Live, lo spettacolo del trio comico Marco e Pippo che girerà per tutto il Triveneto. A correre, venite, vabbè dai, avete capito, dai, insomma, anche perché non sei che seppi e fa nero che mandiamo a finanza, Dica mai mangiare il risotto con fatture, no? E ora? Estate con noi. Bravissimi, ancora insieme, dai. Estate con noi. Sì, però, assessore, Estate con noi. Bravissimi, tu a chiappia, no? Per cortesia, bravo. andiamo avanti. Allora. Prego, lega pure il volantino di Estate con noi. Senz'altro. Estate con noi. Da Bass Plafford. Cavelli a corrente per cortesia, sì. regia. Grazie. Allora, ehi tu, cosa fai in casa? Perché non esci? Certo, sarà caldo da morire in piazza, ma vuoi stare in casa solo perché hai il clima che ti rinfiesca i brombioli? Certo, i brombioli. In piazza ci saranno tante zanzare che a casa non hai perché hai il vape, e allora? O non vorrai mica stare a casa perché puoi prenderti da bere aprendo il frigo senza spendere un patrimonio e fare coe da 20 minuti. Insomma, caro amico, perché non vieni in piazza? Ma scusi, gli ho appena detto tutti i motivi, assessore. Partecipa anche a te ai grandi spettacoli. Io per primis ci vado. In primis. Senz'altro. Si inizia il giovedì con uno spettacolo per bambini, il clown Babolo, sconosciuto al grande pubblico ma ben noto alle forze dell'ordine. Ma chi è? Ma arrestatelo. A fianco il stand della birra, così al mago se passiamo via starei a vedere il mago. Sì. Il venerdì sera ricordo a tutti di portare il materassino, serata di introspezione con yoga, respiro e meditazione dal Bello. titolo Il silenzio dell'anima. Bellissimo, assessore. A fianco stand della birra con karaoke revival anni 80, così al mago se passiamo via. A fianco quelli che vogliono stare E concludiamo la rassegna con una serata di utilità sociale. Ci saranno dottori, medici, sociologi per sensibilizzare la popolazione sul consumo di alcol, sempre più in aumento nel nostro assessore, territorio. bravo. A fianco al stand della birra con grande torneo di rutti, così al manco se passiamo via. Bello. Ti aspettiamo tutti a Estate con noi. Certo. Estate con noi. Estate con noi. E su questa sigla orribile noi vi con salutiamo e vi diamo noi. appuntamento alla prossima puntata del Senz'altro Show. Ringraziamo Esatto. i tecnici, la produzione, Carlo Neri, il nostro coautore, Zed per la produzione che non l'ho detto nello specifico. Ringraziamo naturalmente l'assessore Ciano Contin, Esatto. voi che ci seguite da casa e il nostro pubblico in studio. Ciao! Adesso mi è venuta in mente,
Come si chiamavano i Pooh da bambini? I Pooh-tei.